Vince per 1-0 l'Akragas in trasferta contro la squadra del Ragusa, partita giocata ieri a porte chiuse ad Avola per volere della questura per motivi di sicurezza. La rete è stata segnata dal giocatore Scozzari, che regala così la terza vittoria consecutiva. Una vittoria importante dopo la sconfitta shock della prima partita con il Licata, 3 punti necessari per la squadra di Deni, che si porta così al secondo posto con 9 punti, in tandem con il Trapani Vibonese, in testa il Siracusa a 10 punti. Domenica prossima sarà la volta del Forte Trapani in casa per la quinta giornata di campionato. Eccolo qui l'eroe di giornata, Simone Scozzari, super gol per la vittoria dell'Akragas, terza vittoria di fila. Raccontaci le emozioni che hai provato. È bello segnare il primo gol in Serie D con la maglia dell'Akragas, con la maglia della propria città. Sono emozionato, ho fatto il gol della vittoria, ho portato 3 punti a casa. Volevi metterlo lì il pallone sotto l'incrocio dei pali? Possiamo dire sì e no, però dai, l'importante è il gol. Quanto sei felice, quanto sei contento? Tantissimo. Questa vittoria per l'Akragas che valore ha? La terza vittoria di fila in campionato. Abbiamo passato prima un periodo brutto e ora ci siamo ripresi piano piano e continuiamo così. Che partita è stata contro il Ragusa? È stata una partita tosta, io dico che ci siamo giocati a pari. Poi un tiro in più, un tiro in meno, l'importante abbiamo vinto questo. Dedica speciale per questo gol a chi A lo mia dedichi? mamma. Mister Marco Coppa, terza vittoria di fila in campionato, quella di questo pomeriggio che valore ha contro il Ragusa? Ma straordinaria da un punto di vista del cuore, perché io voglio dedicare questa vittoria ai miei calciatori, davvero ai miei calciatori, perché sono un gruppo di uomini veri. Sono entrato dentro lo spogliatoio e l'ho voluto gridare, e poi dedicarla alla curva sud dell'Akragas, perché sono dei tifosi straordinari. Non erano presenti oggi, però so che erano con noi e non voglio dimenticare quello che fino a domenica scorsa hanno fatto per tutti noi, scusami, mercoledì nel turno infrasettimanale, per tutti noi fino alla fine, fin quando non abbiamo portato anche mercoledì la partita a casa, per cui alcuni ringraziamenti per me sono dovuti. Basta, oggi è stata una partita tiratissima contro una grande squadra, perché è una grande squadra. Faccio i complimenti a Giovanni Gnoffo, faccio i complimenti a Ragusa, perché è la seconda volta che incontriamo questa squadra e sono convinto che sia una grandissima squadra. Noi di contro però, con le 1000 difficoltà che abbiamo ogni settimana, sembra quasi che qualcuno ci insegua, ma ogni settimana riscontriamo difficoltà di formazioni prima e durante la partita. La cosa incredibile è che io ho tanti problemi durante la settimana per costruire un 11, e poi gli altri problemi arrivano durante la partita, in corsa, perché poi c'è sempre qualcuno che deve farsi male e io devo riorganizzare tutto nel giro di poco, però ci godiamo tutto quello che sta accadendo, perché credo che ce lo meritiamo, è frutto di tantissimo lavoro, tanto sacrificio e tanto cuore di questi ragazzi. Vittoria sofferta ma alla fine meritata, sei d'accordo? Io credo che alla fine nei 90 minuti sì, perché nella seconda frazione siamo stati lucidi. Io ho chiesto ai ragazzi dentro lo spogliatoio a fine primo tempo: voglio una squadra intelligente. Adesso dobbiamo essere molto intelligenti, non dobbiamo farci prendere né dalla frenesia né dal nervosismo, perché era una partita nervosa, perché la posta in palio era molto alta, per cui ho detto adesso ho bisogno di ragazzi intelligenti. I miei ragazzi sono intelligenti e l'hanno dimostrato. Hai tanto coraggio nel lanciare i giovani, dopo Di Mauro in gol contro il Sant'Agata, oggi Scozzari decide il derby contro il Ragusa, un altro Mi fa under. un grande piacere per il ragazzo, perché ha fatto un bellissimo gol, e poi quando segnano i giovani per me è molto più importante, i grandi ci sono abituati. Mister, ho detto in telecronaca che è stata tutto sommato una partita equilibrata che poteva essere risolta da episodi, da individualità. Cioè, fa piacere dal vostro punto di vista che naturalmente sia stato un giovane a risolverla. Un altro commento, un commento ulteriore sull'andamento di questa gara, quale potrebbe essere? Sono d'accordo con quello che hai detto, è stata una partita equilibrata, perché è stata una partita tatticamente molto equilibrata. Dal primo al 95esimo sembrava di giocare un po' a scacchi, no? Noi ci siamo pure messi diversamente subito dopo aver fatto gol, Giovanni pure ha cambiato qualcosa,
per tentare di diventare più pericoloso lì davanti. Quindi è stato bello per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio mestiere, dover affrontare questo tipo di partite, perché tatticamente veramente è stata una partita giocata a scacchi fra me e il mister Ignoffo. Poi alla fine, come dici tu, un episodio, però una partita veramente equilibrata. Ma diciamo che è stata una vittoria importante per come è maturata, una partita maschia, sia dal primo al 97esimo minuto, e l'abbiamo interpretata bene contro un buon Ragusa. Quando c'è stato da soffrire abbiamo sofferto, quando c'è stato da sciorinare buon gioco lo abbiamo fatto, e quando abbiamo avuto l'occasione giusta, Scozzari 2005, sono contentissimo, ha fatto gol, penso che poi Ragusa non ci ha mai tirato in porta. Giovani sempre più protagonisti nell'Akragas, dopo Di Mauro in rete contro il Sant'Agata, adesso segna anche Simone Scozzari, prodotto del vivaio dell'Akragas. Sì, per noi è una grande soddisfazione, perché come abbiamo detto sin dall'inizio dovevamo essere, siamo un mix tra giovani e giocatori di esperienza. I giocatori di esperienza stanno dando grande esperienza e i giovani ci stanno iniziando a sbalordire, perché veramente oggi Scozzari alla seconda apparizione in Serie D ha fatto un gran gol e poi una grande partita. Questa terza vittoria di fila cosa rappresenta per l'Akragas? Cosa vuol dire? Questa terza vittoria di fila rappresenta che diamo continuità al lavoro che abbiamo iniziato il 24 luglio e non dobbiamo fare voli pindarici, dobbiamo stare con i piedi ben saldi per terra. Oggi ci godiamo questa vittoria, da domani inizieremo a pensare al Trapani.